con un meteo stupendo. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo nelle valli del Pasubio. Ci hanno chiesti in tantissimi da quando facciamo i video di escursioni. Non c'è nessuno! Adesso c'è nessuno. Siamo al mitico strada delle 52 gallerie. Ci hanno chiesto tutti, hanno detto, ma siete andati alla strada delle 52 gallerie? No. Non sono capaci di parlare, Vedete come essere appena svegliato. Oggi in più siamo in super ritardo perché probabilmente è mezzogiorno. Ma io ho fatto la notte, grazie. Jenny ha fatto la notte, quindi è venuta a casa alle 2:30. Apprezzate la cosa. Siamo pronti con un meteo stupendo a affrontare la strada delle 52 gallerie. Non è inutile che vi faccia la presentazione perché tanto la conoscete tutti. E vediamo, c'è scritto dove dobbiamo andare qua. Rifugio Papa, 3 ore e ci vorranno tutte. Avanti! Abbiamo parcheggiato qui proprio all'inizio delle 52 gallerie. Il parcheggio qui è a pagamento sempre, tutti i giorni, 6 euro tutto il giorno. C'è la torretta dove pagare, dovete avere i soldi giusti di moneta, cioè da sue monete dovete avere proprio 6 euro. Quindi ricordatevi prima di partire. Dicono. Vediamo se possiamo passare lo stesso. Ottimo. Allora qua ci avvisano che le 45-46 gallerie sono chiuse, quindi non sarà un anello forse, vedremo. La prima notizia è che il sentiero non è completamente percorribile, ma andiamo a dare un'occhiata per vedere se riusciamo a passare lo stesso. Oggi è il 3 di giugno, sì, dalle auto c'erano 12 gradi e l'altitudine di partenza è 1200 metri. Arrivare a Rifugio Papa dovrebbero essere 800 metri di dislivello perché è a 2000. E vari ragnatelli. Arriviamo con facilità alla prima galleria. In verità, la prima non è mai con facilità. Devi un po'. Spiega il perché. Quando siamo venuti su? Allora, abbiamo dormito 4 ore e siamo venuti su dalla Val Padana e siamo già a 1200, quindi l'affanno si sente. Non siamo. No, intendevo che questa è la strada. Invece già ha detto veniamo su di qui. Siamo una Scorciatoia ha detto. con 0 pendenza. Andiamo. La torcia. Allora, ognuna delle gallerie è intitolata a un comandante, un capitano. Generale. C'è il capitano qua. Capitano. Seconda. Ora, questa qui è lunga. Sì? Hai anche dei ricoveri. Serve luce? Prendo il telefono. No, dai, ti do la torcia. Oh, col telefono vedo. Allora, voi non lo sapete, ma con gli occhi non vedo. Invece gli ISO alti delle macchine fotografiche mi fanno vedere. Che storia! Gatto. C'è una macchina fotografica che ci vede di più di noi. Ricordiamo che queste gallerie sono state scavate a mano con un piccone per aprire una porta nel Pasubio. A mano. Quanto ci hanno messo Fabio? 2 mesi? 8 mesi. 9 mesi. 8 mi sembrava. Questa è in salita addirittura. 8. Devo trovare qualcosa. Allora, sulle gallerie un po' più lunghe usiamo la torcia. Questa è una struttura un po' elicoidale. A S. A S. E però vediamo già la luce, quindi. A forniro.
che esci. Oh, è altissimo qua. Sì. Guarda qua che carino. Già che provo a aprire una cosa che non si apre, poi qua continua. Bisogna stare attenti perché la strada comunque è strapiombo, non ci sono protezioni e un attimo distrarsi. E qua mi sono messo la torcia a polsino. Luce! Cosa facciamo merenda? Un po' di glucosio. Di ciuccetti? Un po' di pescetti. Coletto. Pesce. Guardate qua che bel passaggino. Si vede la strada che va su. Tipo una cengina, vero già? Siamo in una galleria elicoidale. Ah, Facebook. Un po' bassetta. Beh, è grande. Si è messo bene. Molto elicoidale. L'ultimo spettacolare salto c'era scritto, famoso per farti scivolare. Leg banana. Stiamo uscendo da questa galleria, per adesso la più lunga dall'inizio, che è la numero 19. Ecco già che esce. Luce. Molto piovosa anche, vero già? Sì. Vero che è la più lunga? Un sacco di aperture, però insomma, Un sacco scivolosa. scivola. Qui c'è poi un bel panorama. Guarda, pieno di genzianini. Qui c'è un sacco di fiorini. Famose per la grappa. Genziana. Questi non so cosa siano. Mi raccomando, non strappate i fiori. Non strappati i fiori. Guardate che bello questo. Non so come si chiami. Questo è un po' riminatino però. Non è il massimo della sua bellezza. Però. Era. Comunque qui un luogo, un passaggino molto panoramico. Pieno di biodiversità, Fabio. Bravissima. Queste ultime gallerie sono bellissime. No, ultime, ce ne sono 21. Allora, c'è super panorama. Le gallerie appena percorse, non le ultime. Le ultime appena percorse. percorse. Me la metti giù? Abbiamo fatto 400 metri di dislivello, un'ora e mezza, siamo a metà strada. Piove. Insomma, spiuggina. Il mio pezzo preferito è quello. Questo pezzettino molto carino, adesso andiamo avanti. Toma, metti via. C'è.
super panorama. C'è una croce. Cosa abbiamo uscito qua? Allora specifichiamo che queste porcate le mangiamo solo in escursione. Nutella biscuit, un tubo. Beh, io che sono. Vabbè. Andiamo. Naturalmente con le nuvolette il panorama è sempre più bello. Che magari pulissi anche l'obiettivo. Che roba! Fa una super vista. E si nota la strada che va su di là, una super cengiona. Questo sentiero muta sempre, amore. Bello, molto bello. Qui si vede da dove siamo arrivati, che da giù vi facevo vedere che sembrava una cengetta. Questo punto qui che guarda sulla valle è veramente panoramico. Siamo a 1750, quindi ci mancano 250 metri di dislivello da fare. Comunque questa parte qui secondo me è bene farla su giornate un po' uggiose, perché il sole secondo me picchia. Magari in autunno è consigliato. Stiamo entrando nella galleria numero 32. Come i miei anni. 32 gli anni di già. Guarda, poi si senti e poi dice Chivoli. È proprio l'inizio della valle. Ma qua? No, più che altro c'è una nuvola che la torcia fa scia. Sento India, amore. Ma dopo piove qua. Sì. C'è un bello strapiombo. Bello sto pezzo. Dai. Belle ste 52 gallerie, dai. Ti ho detto che erano belle. Mica ti portavo. Per le giornate uggiose. Preferisco le giornate uggiose che quel sole a picco. Si respira, c'è già caldo così. E poi guarda quante genzianine, niente da misurare, devo fare la foto a genzianine. Oh. Oh. Faccela. È proprio umido. Siamo dentro la nuvola. Dentro la nuvola. Che freddo. Oh. Abbiamo trovato qua del laghetto. Ci riesce? Sono concentrata. Sì, sì. Io. Faccio andare il jet, mi fa strada, adesso provo a imparare la strada. Siamo messi il guscio, zaino e tutto perché piove e metto via anche un po' la macchina fotografica e la ritiro fuori dopo quando c'è qualcosa di interessante. Arriviamo a un cartello, noi arriviamo da qua giù, dove c'è già, e andiamo verso Papa 40 minuti, strada delle gallerie, continuiamo per qua. Siamo alla galleria 44, quindi vicini a quel pezzo interrotto, poi vediamo cosa fare. Ok. Oramai essere nel pezzo interrotto,
Ma se è questo, chiediamo a Jay, ti fidi di farlo? Tanto devo andare per prima. No, dai. Vai tu per prima, vai. Non so se questo è il pezzo che è andato giù. No, secondo me no. E dopo? Guarda, in super sicurezza abbiamo fatto di peggio. È scivoloso però. La mia era. Se l'occhio non mi inganna, siamo alla galleria 46, quindi sì, il tratto tra il 45 e il 46 era quello lì e lo stanno sistemando, però è giusto che ti dicano che è chiuso perché sono un po' pericoloso rispetto a tutto il resto, ma si fa insomma. Quindi lo facciamo tutto. Avevo una fame nera. Un concerto nella pancia. 46 e arrivare a 52. Mi sembra 6. Ah, allora andiamo. Guardate che roba. Qui c'è un puntino panoramico, andiamo a vedere. Sono già 2 persone. Qua c'è da cagarsi in mano. Di là è più agevole. Ah, ok. Ah, è guai. Guardate qua che super vista. Ah? No. È un svarione qua. E non c'è visibilità. No, secondo me là c'è il rifugio. Già puoi venire per lì, sai? Puoi venire per lì? Questo è veramente il punto più panoramico del percorso. Aspettiamo che arrivi anche già. Lì c'è da cagarsi un po' in mano. Sono tornati indietro. Invece lì è facile. Vieni, vieni. Che c'è caldo qui. Che non c'è aria. Tenta che io svariamo da un secondo. Dammi mano. Cavolo. Super 52 gallerie. Bestiale. Bestiale. Copertina. Ecco. Siamo copertina da qua. È tutto turbio. Allora, ecco non si vede amore lì in mezzo. Nelle nuvole, c'è il rifugio. Ah, ecco. Stupendo qua. Ha preso talmente tanta acqua la macchina fotografica, spariamo bene. Copertina anche qua, guarda qua. Siamo super. Qui là di più. Corrono, corrono. E comunque. Era una domanda che potete fare tranquillamente, capo mi scrivete sotto. Il sentiero ha tratti esposti? Già rispondi? Sì, tutti. È esposto sempre. Ecco qua il punto panoramico dove tutti fanno una foto. Stupendo. Non si vede niente. Si vedrebbe il rifugio, no? Sì, Davvero, siamo quasi arrivati. sì. Adesso è totalmente coperto. Cioè immagino. Ma che piove adesso di nuovo. Là c'è il rifugio come vedete. C'è caldo secondo voi? Un po' di ghiaccino. Ma ho già visto che dalla parte di là, dove torneremo, c'è ancora della neve. Mi sa che siamo sul punto più alto. Vedi il rifugio? No, assolutamente no. Comunque adesso si scende. Si vede qua un bel po' di panorama. Ce n'è di strada qua. E un'altra galleria là, sarà una delle ultime penso.
E nuvole che arrivano. Vai già, corri. Pezzettino, guarda che come le nuvole fa. Perfetto, vero già? Vicenza Martini. Guarda le sue bocchette qua. Che bello questo pezzo. Ah, il suono un po' meno. Sarà un aereo. Sì. Usciamo dalla 51 e sì, ci si presenta davanti un rifugio. Rifugio generale a Papa. Ora la porta è aperta del rifugio. Sai che è aperto, Se sai? la porta è aperta sono entrato. C'è un sacco di macchine, poi veniamo su in macchina, amore. Prossima volta veniamo su in macchina. Scusa. Entriamo nell'ultima galleria. La gente mi dice, ferma il video del 53. Non ne vuoi ancora? Ho vinto qualche cosa. La 53esima galleria hai vinto. Vai. Dai che siamo arrivati. Quel tornello. Amore, sei l'aggettivo più bello che io abbia mai visto. Dimmi. Non li conosco ma voglio conoscerli. Chi è? I viaggiatori brutti. E chi sono? Beh, il tornello dice che siamo arrivati alla fine. È del tavolino anche qua sotto. Qui è uscita, ci sono anche i tavolini, sia qua che qua, per fare picnic, se volete mangiare. 3 ore e qualche minuto, 800 metri di dislivello e siamo arrivati, sono le 2, siamo partiti alle 11. Siamo sulla strada degli eroi. Strada degli eroi. E poi torneremo per lì a poi faccio vedere. Intanto andiamo in cerca di mangiare. Insomma, birretta oggi e focaccia. Allora, focaccia tradizionale con hummus e zucchine. Sleppa di formaggio grana. Sleppa. Birretta che avete visto prima che stavo facendo il giastro, un po' di cracker. Free, easy way. Lo sapete, vero? Cos'è? Torta? Dopo andiamo a darci la torta ora. Porta. Birretta. Sì. Caffettino. Con il caffè che sta arrivando, il mio dolcino è il Nutella Biscuit col grana sopra. Gnam, super merenda. Sei orgogliosa di me? È inclassificabile. Tanto qua il caffè arriva. Arriva il caffè. Il caffè c'è. La tazza dove è qua? No, mi ha fatto sbavare tutto il mascara. Ehi, io sto facendo il video caffè, ancora i ridi. Non è buon caffè. Ma si può ridere così? Ma per forza. Buon caffè. Siamo nel rifugio torta di meglio. Cioè, più di una mano. Caffettino. Già io ho ripreso torta. Grande come la testa. Madonna. Super. Torta di mele ci voleva. E caffettino bis. Bella l'endrovina. Ma è qua una ghiacciaia. Ti ho detto che c'è freddo. Ti ho detto che si vede il fiato. Cioè, freschetto. Guarda qua che c'è ancora un sacco di neve in quel versante lì, amore. Sì.
Comunque adesso andiamo lì sopra, andiamo a dare un'occhiata al bivacco, se ci arriviamo. Siamo arrivati al bivacco invernale. Questo è aperto solo quando il rifugio è chiuso. E invece è aperto. Salve. C'è gente che riposa, li lasciamo in pace. Sente dentro? Sì. Chi c'è? Non so, i 4 di dormire. Davvero? Ma no. Sì. Insomma, avete visto? Ma quindi è ancora aperto? Sì. Beh, insomma, avete visto? È sempre disfatto. La gente che riposava. Esci dall'inquadratura. Esco dall'inquadratura. Adesso che abbiamo visto anche qua il riparo invernale, ma qui potrete vedere qua una bella stradona da seguire per scendere, e così facciamo un bel giro ad anello. Non torniamo per le gallerie, ma torniamo per lì. È un po' più lunga, ma è più facile. Ci saranno dei pezzi da tagliare, spero, e li tiriamo fuori i bastoncini casomai. Torniamo indietro, vi faccio vedere un bel sentierone del ritorno. Danno 2 ore e 15, 2 ore e 30 da questa parte, ma come minimo faremo altre merende. Di qua al rifugio dove arriviamo, adesso andiamo per qua. Quindi andiamo 3,70 di qua. Una bella passeggiatina. Che verde. Poi All'inizio l'idea di tornare per la forestale non è che ci piacesse tanto, però davvero non credevo, anche se c'è forestale accettabile, perché c'è veramente un panorama, vero? Cioè è piacevole, bellissimo qua. cioè marmotte in parte che fischiano, Non eravamo mai stati sul Pasubio. mai stati qua. Bellissimo. Quindi a tutti quelli che ci hanno mandato qua negli anni, Molto anche Grazie. naturale, no? Selvatico. sì, Incontaminato, bellissimo. Bello amore. baglio. Che spettacolo. Ma sto pezzetto qua, quanto bello, eh? Come la nuvetta che arriva. Come che si chiama, amore, sto sentiero? Si chiama Distruggi ginocchio. Stiamo facendo il taglio per il sentiero dei Scarrubbi. Sì. Ma no. Bastone, no? I bastoni. Ecco, siamo i bastoncini. Gli americani vedete lì. Per scendere abbiamo fatto quasi sempre la forestale e abbiamo fatto solo 2 tagli, anzi 3, con l'ultimo, il numero 1, e comunque è una forestale approvata da GE, quindi si può fare tranquillamente perché c'è un bel panorama e tutto. 800 metri comunque dislivello positivo, siamo a 15 km. Quindi quanti di negativo? Guai! Mettete un bel like subito perché siamo tanto simpatici. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. E comunque 2 ore per tornare giù. Ma a voi piace fare i sentieri quando spioviggina?
nelle giornate, che nelle più giornatine uggiose. Guarda che più bella luce che c'è rispetto a prima. A me però. piace un sacco perché c'è meno gente e quelli che ci sono super proud della montagna. Voglio fare i sentieri in pioggerellina. No, il temporale è assurdo che No! muori. Ma la Non diamo pioggerellina. cattivi consigli. Ma la pioggerellina. Comunque super sentiero questo dei 52 Cagliari. Cagliarie! Gallerie! Perché a Malicalli. Aspetta, vieni di qua. Che c'è più bella luce così. È perché a Malicalli che ha detto gallerie. Ma alla macchina saranno 16 km, quindi comunque è una bella pettinata. 3 ore a salire e 2 a scendere. Scendere per la forestaria. Facendo così un anello. Vi salutiamo e vediamo appuntamento alla prossima escursione. Sì, sì. No, cosa vuoi dire? Non c'è niente. Tanto che mi veniamo che aspetta faccio sì. Allegro. Vabbè, casomai mettiamo un altro passo dopo. Sì, già. Comunque ciao e prossima excursion. Sto prendendo tutti i sassi del mondo. Ciao!